Siamo a Bovolenta, è un punto critico perché c'è la confluenza di due rami del Bacchiglione, è sempre un punto critico. Qui siamo nel ramo più importante, siamo sopra l'argine destro e qui siamo intervenuti con un intervento da 4 milioni e 300 mila euro di consolidamento dell'argine e di efframmatura. Quindi oggi tutta la parte che sta a destra, cioè tutto l'abitato di Bovolenta, può essere molto più sicuro rispetto a quanto era prima dell'intervento. E poi sta per partire un cantiere molto importante da 1,4 milioni che riguarda il centro storico di Bovolenta, in modo particolare il consolidamento e la diaframmatura dei murazzi storici che qualche problema lo hanno dato in passato. E nel frattempo stiamo progettando un ulteriore intervento, sempre che riguarda la parte del centro storico, per altri 600 mila euro circa. E quindi si sta facendo una serie di interventi in sequenza per mettere in sicurezza l'abitato di Bovolenta, con la possibilità di declassare e quindi ridurre l'indice di rischio del territorio per un totale di oltre 6 milioni di euro. È uno degli esempi di interventi che stiamo facendo nel Veneto per mettere in sicurezza il territorio.